Si parla ad esempio del bitume per le semplici asfaltature, in alcuni comuni hanno già cominciato a rinunciare agli appalti già aggiudicati. Questo a Vicenza ancora non è avvenuto, però ci aspettiamo con il forte aumento. Pensate che il bitume è addirittura triplicato, quindi il costo è veramente esoso e rischiamo di bloccare o di ridurre gli interventi nei quartieri e anche nei cantieri che stiamo realizzando in giro per i quartieri. I prezzi delle materie prime schizzati alle stelle stanno dunque mettendo in grossa difficoltà l'economia anche nel Vicentino, sia nel privato che nel pubblico. Aumenti vertiginosi in tutti i comparti, meccanica e alimentare in primis, ma soprattutto nel settore energetico e dei carburanti. Di questo i sindaci ne avevano già discusso sabato con il sottosegretario Bruno Tabacci, ma i nodi stanno già arrivando al pettine. Non abbiamo ancora fatto una ricognizione su quelli che potrebbero essere i cantieri, diciamo, che a stretto giro possono avere dei problemi, se non quelli dove c'è stato sollevato il problema, come il Parco della Pace, che è uno dei più grossi cantieri in assoluto, credo. Penso anche alla centrale del latte stessa, l'ex centrale del latte, è anche quello un cantiere importante, dove ci sono aumenti dei prezzi perché i materiali sono inevitabilmente aumentati, e una gara peraltro che a stretto giro insomma, deve partire. Indispensabile e quanto mai urgente fare la ricognizione dei cantieri, stabilendo le priorità di intervento, fondamentale per impedire il blocco delle opere in fase di realizzazione, il cui cantiere è arrivato quasi alla conclusione. È chiaro che non si può pensare di addossare alle amministrazioni locali questo tipo di gestione, è un intervento che serve strutturale, tanto quanto le materie prime, poi chiaramente anche sulla parte energetica, quindi energia e gas in particolare, che rischiano di scaricare sui comuni, sugli enti pubblici in generale, ma soprattutto sulle imprese e sulle famiglie.